Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il primo segnale con la velocità da parte di Bellamente che prende la testa, si presenta all'esterno Africa Jet che ottiene il via libera. In terza posizione c'è Brezzagrad che precede Ciliberti, poi Capta avanti a Daphne JCP e a Doge Spritz. 15-2 per il lancio da parte di Africa Jet che guida nei confronti della fila indiana, composta da Bellamente, Brezzagrad, Ciliberti, Capta, Daphne JCP, Doge Spritz. 400 metri in 31,1 con la leader che porta a spasso la compagnia, nessuno muove al largo e così la battistrada può permettersi 600 metri di nulla. Africa Jet che continua a ritmo sonnolento al comando, addirittura sul piede dell'1,20 al chilometro. Nessuno sembra intenzionato a muovere. Africa Jet, Bellamente, poi Brezzagrad, Ciliberti, Capta, Daphne JCP, Doge Spritz. Praticamente 1,4 gli 800 metri di corsa. Sulla curva di sinistra, Africa Jet, Bellamente, Brezzagrad, Ciliberti, Capta, Daphne JCP, Doge Spritz. Chilometro in 1,23. Si viene il passaggio davanti alle tribune. Un giro alla conclusione. Nel primo giro e mezzo non è successo nulla. Africa Jet sempre su Bellamente, a ritmo lento. Brezzagrad, Ciliberti, Capta, Daphne JCP, Doge Spritz. Un po' di onda, tutti si marcano. Tanto Africa Jet passeggia al comando, Bellamente sempre in seconda posizione avanti a Brezzagrad. Sposta a 600 dalla conclusione Ciliberti che prova ad andare in accelerazione nei confronti degli altri. Fa fatica a progredire, l'unico che avanza è in mezzo alla pista Doge Spritz che trova sulla sua strada l'anticipo di Capta. 14,3 di là, 2,5,5 il miglio di gara. Africa Jet ovviamente ora accelera dopo essere andata piano per tutto il percorso. Guadagna terreno nei confronti di Bellamente Brezzagrad. Doge Spritz in mezzo alla pista, Capta tra i cavalli. Africa Jet nel finale allunga e vince al minimo dei giri nei confronti di Bellamente, Capta, Brezzagrad. 28,3 ovviamente ad arrivare, 1,17,4 che per questa categoria è una passeggiata. Vince Africa Jet, René Legati in salchi, Alessandro Raspante al training, i colori della scuderia Indal, declassata nel contesto, fa il percorso più comodo del mondo e vince come vuole Africa Jet. Assegno in questa ottava e conclusiva dall'Arcoveggio. René Legati a segno in chiusura. Africa Jet, Bellamente seconda, Capta terzo.